No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, buon 2019, buon mondo. Ti ricevi gli auguri tipo fine febbraio, marzo, così, ma cioè gli auguri alternativi, cioè continua il capodanno, è un after della miseria, capisci? Buon anno a tutti gli italiani, Happy New Year agli inglesi, buon anno ai tedeschi, buon anno ai francesi e buon annos agli spagnoli. E buon bau a tutti i bau, vero CP? Eh sì, cioè è bau che significa buon bau, che vuol dire buon anno. Se Madame si muove, oggi che è una giornata un po' uggiosa, fredda, noiosa qua a Jesolo. Volevamo andare a Gorizia, a visitare il castello di Gorizia, che me l'ero già presegnato tra le cose da vedere, mi sembrava una cosa interessante. Adesso vediamo di andare lì. In teoria il parcheggio dovrebbe essere semplice, è molto piccolo, ma magari ci arriviamo di sera tardi, capisci? Quindi, e vamos. CP sa già che deve arrivare l'Alessia, difatti si è già messa nel suo posto e ha detto no, qua sto io, e tu cosa vuoi? Tu stai nel tuo, vero CP? Kit di preparazione puntine da viaggio. Allora, abbiamo qui la GoPro che mi serve per riprendere i tratti di strada carini, che di solito faccio le intro all'inizio, no? Questo è il monitorino della GoPro per vedere più o meno dove inquadra, o comunque soprattutto per dargli il segnale di inizio registrazione e stop registrazione, insomma, quindi con questo non ti perdi video, vedi se sta registrando o se non sta registrando, se è schiacciato bene, eccetera eccetera. Beh, questa è la retrocamera, quindi non c'entra. Telefonino attaccato lì con una calamita perché gli fa il tethering, che sarebbe l'hotspot, che sarebbe in lingua italiana masticabile, da internet al tablet che è lì sopra, che mi fa da navigatore, no? Tutti e due sono sincronizzati con Google Maps, quindi mi vedo come si dice, le prepuntine che mi sono fatto, i posti dove bisogna andare. In più ho l'infallibile sensore di rilevamento BAU, cioè vedi, passa un BAU e lei tac te lo rileva, hai capito? Cioè non so cosa possa servire, però insomma se ti serve un sensore di rilevamento BAU c'è anche quello, no? Facciamo tempo a farci anche il pisolino, facciamo un bel pisolino io e te, dopo quando arriva buio la Alessia arriverà e partiamo, no? Dimmi tata, ti sei annoiata? Stai già annoiando? Anch'io mi sto annoiando, non so. Dobbiamo partire, fare le cose, invece qua. Vabbè, io direi che è meglio tagliare il video, diciamo, del nostro annoiamento, se no facciamo 2 o 3 puntate solo di noi qua che aspettiamo, cioè anche 5-6. Buongiorno Italia, dove abitiamo oggi? Abitiamo, una parola grande. Allora, non riusciamo a trovare parcheggio per il camper, siamo al castello di Gorizia, adesso andiamo a Pinini a vedere dall'altra parte che altra solution si può trovare. Ah sì, c'è anche l'Alessia. Ciao l'Alessia. Ciao. La strada per arrivarci è stata un po' ripidina, ma siccome non c'è, come si dice, non c'è ghiaccio per terra, allora problemi zero. Guarda che bello da qua che si vede tutta Gorizia. La Gorizia. E dopo CP gli facciamo vedere il castello. Adesso vediamo un attimo dove parcheggiare alla meno peggio, perché di là vedi appena entri dove c'è quel bellissimo camper con le 4 frecce, c'è scritto parcheggio riservato agli autobus e poi un cartello che dice no caravan, cioè se vogliamo fare i pignoli il mio è autocaravan, però sai com'è. Wow, guarda che spettaculation ragazzo, guarda che bello, e guarda l'inquinamento luminoso nel cielo, buono l'inquinamento luminoso. Ci sarebbe anche sto posticino qua, che è proprio in strada, accidenti. Abbiamo una cosa un po' più, sai com'è. Allora, purtroppo questo non è l'abitamento, siamo davanti proprio al castello, all'entrata del castello, solo che è un parcheggio per autobus. Io te lo segno nelle mappe, però sai che puoi venirci solo per cenare, insomma, col camper davanti all'entrata del borghetto. Dopodiché ci spostiamo giù e ti puntinerò anche i parcheggi giù. Qui vedi Alessia e CP che attraversano la porta Leopoldina che risale al 1660. Buongiorno signora porta Leopoldina. CP, sei nella porta Leopoldina? Senti gli odori leopoldini? Governo e comune ricostruirono il castello, bonificarono il borgo. Le cose ancestrali. Avevo detto che volevo le cose ancestrali. Eccoci qua. Contentato il zingano con le cose ancestrali. Guarda, c'è anche la scaletta ancestrale per andare su. Ah, ti anticipo che è ripidina, quindi non venirci se c'è neve perché è tutta subito ripida. Allora, appena all'entrata c'è il museo della Grande Guerra. Ancora aperto? Ste ore? Dove?
Ecco, no, vedi, questo era il parcheggio che avevo detto io, gratuito, e sei proprio di fronte al castello e di fronte a questa bellissima cappella. Ho dimenticato di fare il video, adesso faccio il video. No, dai, parcheggio qui perché guarda, o c'hai la vista lì, oppure qui c'è proprio vista castello. No, 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 via, 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 via. Wow, che robe. Ragazzo, sempre all'entrata, Cappella di Santo Spirito 1398, stupenda. Vedi, l'Alessia è sempre in tanta mona perché deve sempre correre, no? Adesso torniamo indietro, andiamo a vedere la strada com'è per entrare. Come che aspettavate? Porca miseria. Sempre l'ultimo. Ciao adesso. Allora, ripidità niente di che, adesso vediamo le altezze e le larghezze dell'arco per entrare. Che pare no, ma dopo incastrarsi in camper non sarebbe proprio il massimo, hai capito? Allora Alessia è andata a vedere di là per l'uscita perché è tutto un senso unico, ma l'uscita la vedo larghissima senza problemi. Noi vediamo invece adesso l'entrata, che è questa, vabbè, curvetta stretta, lì è altissimo, ai ai ai, la larghezza ragazzo, la larghezza, fammi vedere, no, non dirmi, paura di no, ci tocchiamo sopra in quell'arco lì, accidenti, che peccato. No dai, tutta suggestione, una volta sotto invece no, dai, proviamo. Sì, 3,50 m, 3,10 m l'altezza, ok, noi siamo 2,80 m, solo che ho perso l'Alessia. Eccoci qua Italia, felice come un uovo di Pasqua perché guarda che si risveglio che per domani mattina, yeah! E di là, se uno vuole risvegliarsi un po' di là, c'è la abbazia, là, quella cosa là che ho detto, la cappella. È che mi faceva brutto di cappella perché... Quindi dove abitiamo oggi? Bam, a in cima a Gorizia e fronte castello, che bello il castello. I turisti, si è messi a fare i turisti qua a fare le foto, beh, bellissimo d'altronde. Oh, guarda che razza di giardino a Zingano oggi. Buongiorno Italia, nel giardino di Zingano. Ah, è vero, bisogna puntinarglielo sto posto qua, se no dopo dice anch'io vorrei, no? E allora gli puntiniamo anche questo parcheggio qua. Non venirci 6 camper più alti di 3 metri e larghezza massima 2,20. Io l'ho fatta in prima anche perché insomma c'è ripidità, puoi farla lenta fino a un certo punto, insomma, ecco. Giustamente la fidanzata che ho già perso mi ha ricordato che devo chiudere casa, beh, sì, insomma. Benvenuti in giardino di Zingano. Guarda che ho anche le decorazioni, la vedi? Sono un zingano natalizio. Tutte le cose da vedere, metti in pausa. Wow, allora primo figata, secondo è chiuso, terzo dove è l'ale, quarto come si entra? Sì. Ecco, sì, no, non sono diventato cinese, è la luce che mi fa giallo. Allora, qui abbiamo da martedì a domenica dalle 10 alle 19, no, l'ingresso, quindi domani a martedì noi ci capitiamo dentro, ultimo ingresso alle ore. Mercoledì domani, buono che è mercoledì domani. E vabbè, ci capitiamo dentro lo stesso, mentre lunedì dalle 9:30 alle 11:30 e costo interno 3 euro e bambini ridotti 1,50 euro. Buono, dai, domani. Andiamo a infrattarci nell'oscurità qua dietro la cappella. È che appunto non volevo dire cappella, no? Perché è un canale che deve diventare non volgare, no? Quindi sì, io dico queste robe dopo insomma. Non è volgare, se tu lo associ alle volgarità. Quindi vedi, la volgarità è negli occhi di chi guarda, nelle orecchie di chi ascolta, nella bocca di chi parla, invece no. Ecco. Wow, veramente sono stracontento, anche perché oggi era una giornata che ero un po' smonato, no? Non tanto per l'uggiosità, ma non sapevo proprio dove andare, veramente. E tra le cose che avevo da visitare, che mi ero un po' prepuntinato, guarda, c'era sto famoso qua Castello di Gorizia, allora gli ho detto all'Ale, donna, monta su, partiamo via, impennati e via. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto proprio bene. E che bella che era sta immagine con la Alessia in silhouette, così, dietro sfocato. Vienici ragazzo, vienici qua. Che dopo Gorizia qua siamo praticamente attaccati al confine con la Slovenia, no? Quindi o ti fai il giretto in Slovenia o comunque ti fai il piano in Slovenia e dopo torni indietro. Cara, mi ha interrotto la registration. E qua è dove c'hai il museo, no? Guarda che robe. Passeggiatina, adesso proviamo ad andare in centro Gorizia, vediamo un attimo cosa c'è giù. Le poste ancestrali. Ta 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 na 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 ta.
adesso vediamo, ma qua c'è il Tempio Vetusto, io vorrei vedere il Tempio Vetusto. Guarda, un camper scarozzo come il mio. L'Ale ha detto che stanno facendo messa, che sì è vero? Ah sì, io devo far messa. Senti. Guarda invece che guarda la messa. Guarda. E tu te invece che per attaccare perché noi volevamo fare un video all'interno. Va bene, dai. Himmer, camper scarosso, Malaskei. La disgraziata che si mangia la pizza, mentre Singano Puretto non stava tanto bene di panza, no? È una cosa che scatena il tabacco, che ti ho già detto, mi sono informato, tabacco e caffè. Comunque adesso sto molto meglio che ho mangiato l'insalata alla vista, porco cane, non la vedi? Vabbè, ti ricordi, è il castello, no? Aspetta, guarda quanto è il canton meno strusciato. No, non si vede, comunque vabbè, c'è il castello, perché ho i finestroni vecchi strusciati, vintage, no vecchi. E dalla parte cucina, cioè, scusa, tac. Ara che robe, ara che panoramation in cucina. Rubrica Cinemato Singana 2019. Allora, intanto che mi faccio la cica, no? Perché vedi, parliamo tanto, smettere di fumare, dopo siamo qua che fumiamo. No, dai, comunque è quarta di oggi, tipo, E con Alessia si parlava di che film guardare stasera. Allora, sai che a me piace di parlare delle cose già testate, già provate, quindi quando ti faccio le recensioni delle cose, idem anche per quanto riguarda i film. Le raccontavo all'Ale. E non trovo le cartine. No, non mi raccontava che non trovava le cartine. No, allora raccontavo che ho visto Il labirinto del fauno, film bellissimo, per carità mi è piaciuto tantissimo. C'è chi dice per piccoli grandi o per grandi piccoli. Oddio, attenzione, cioè non farlo mai vedere ai bambini. È un film, io l'ho pensato proprio ad alta voce quando ho letto il nome del regista. Questo è uno psicopatico, cioè di quelle scene veramente non horror, non splatter, ma proprio da psicopatici, cioè porca miseria, lascia stare. È un film di quelli che non so neanche come ho fatto a non fare chissà quanti incubi. Dopodiché ho visto che non c'era l'Alessia, perché sennò dopo lei mi rinfaccia la vita ste robe. Già con Captain Fantastic, con la scena che hanno pinzato il Dino all'inizio, là il cervo, sta qua, no, cambia, porca puttana. Anna Bovary, Gemma Bovary ho visto, che è quel film non tratto dal romanzo di Flaubert, ma che diciamo in qualche modo incanala la storia di Madame Bovary di Flaubert. Difatti c'è questo signore, un signore molto, molto a modo, molto piacevole come film, scorrevole, piacevole, con questa ambientazione francese, no? E c'è questo panettiere molto a modo, persona acculturata, persona che conosce questa ragazza di questa coppia di inglesi che si sono presi sta bicocca qua da restaurare, no? E questa ragazza, secondo lui, secondo questo panettiere, secondo questo lettore di Flaubert, impersonifica la persona di Madame Bovary. E allora lì lui si rimmagina un po', no, tutte le conseguenze delle azioni che compie questa ragazza, come le conseguenze delle azioni che sono successe poi nel libro, no? Alla fine si sta qua, si tromba tutti, quindi ti ho detto a me può dare anche un po' fastidio sta roba, e poi muore. Wow, beh, questa scena pausa zicca, qui contro coglioni. Ah no, è vero, mi correggono alla regia che non è un canale volgare, no? Quindi niente contro coglioni. Psycho cane, come a Londra che c'era un Camden Town, un negozio di tutta sta roba, com'è che si chiamava? L'ho visto anche
Dio, ma ci ha portato dentro mio fratello. Psycho Sì. non so cosa. Tutto così, che c'erano poi i vestiti da donna in latex, Sì, vibratori. sì. Ah no, i vibratori Sì, non me lo c'erano anche quelli. Anche i vibratori. Ma pensa a te, vedi, le puntine del mondo, è un canale acculturato. Anche il CP ha detto che è molto interessante, quindi vienici e via. Domani è vero, domani andiamo a vedere il castello. Zuccheri, zuccheri.